Salve a tutte e a tutti, sono Michela Della Porta per Veneto Welfare. Quello che stiamo facendo in questo periodo è raccogliere dati, tendenze, studi e notizie utili a comprendere le dinamiche, le necessità, le aspettative che spingono i territori ad attivare processi di welfare comunitario. Questo al fine di promuovere la costruzione di un vero e proprio modello di welfare integrato regionale, un tipo di welfare che è basato su alleanze tra risorse locali, cittadini, associazioni, terzo settore, imprese, banche e amministrazioni pubbliche, vuole organizzare dei servizi che siano non solo autosostenibili dal punto di vista economico, ma che siano a loro volta generatori di risposte innovative. Un welfare comunitario e partecipativo che, generando servizi, crea al contempo comunità, alleanze, sinergie e cooperazioni. Oggi siamo qui con Antonella Pinzauti. Benvenuta Antonella, che è l'amministratrice delegata di Welfare Insieme SRL, impresa sociale, e che ci racconterà il progetto di Welfare Insieme. Antonella, ti chiediamo subito di che progetto si tratta e dove si sviluppa. Allora, si tratta di un progetto che nasce dall'ascolto intanto, ed è la prima sottolineatura che tengo a fare. Nasce dall'ascolto dei territori da parte di un'associazione datoriale che è Confartigianato, che ha la rappresentanza delle imprese artigiane, delle micro, piccole e medie imprese artigiane che, come sappiamo, di fatto sono l'ossatura, no, dell'Italia. Nasce dall'ascolto, dicevo, dei territori, dal bisogno di welfare dei dipendenti, degli imprenditori e delle imprenditrici, dei lavoratori e delle lavoratrici, delle famiglie di queste persone. E Confartigianato, attraverso l'ascolto ed un percorso lungo anche che ha portato alla definizione anche di come si volevano dare determinate risposte, ha costituito un ente del terzo settore, cioè una società che è una società di capitali, ma che è soprattutto impresa sociale, quindi che si chiama Welfare Insieme. È un'impresa che opera a livello nazionale, del resto la capillarità di Confartigianato ci permette di essere presenti praticamente in quasi tutte le province d'Italia e che vuole avvicinarsi con l'ascolto al territorio e cercare di dare delle risposte in termini di servizi. Questo è il progetto, diciamo così, il cuore del progetto. Ma andiamo ancora più nel concreto, proprio da dove nasce l'idea? Allora, l'idea nasce qualche anno fa, di fatto Confartigianato ha iniziato ad occuparsi consapevolmente di secondo welfare, chiamiamolo così, ecco, quindi dell'opportunità di affiancare lo Stato nelle risposte ai cittadini in questo ambito, in tempi abbastanza recenti, diciamo intorno al 2014. Devo dire che, lo posso dire anche da soggetto esterno, che poi è arrivato a fare questo percorso con Confartigianato, che è stato sicuramente tra i primi attori pronto ad impegnarsi a valorizzare questa opportunità. È vero anche che fin dall'origine, se vogliamo, Confartigianato ha interpretato il proprio ruolo di rappresentanza, no? Nel costante tentativo di promuovere anche un'idea complessiva di prosperità economica che possa permettere il benessere delle società locali e dei suoi componenti, l'abbiamo detto, no? Gli imprenditori, le imprenditrici, i lavoratori, le lavoratrici, le famiglie, le persone intanto, possiamo dire, tutti quelli che sono protagonisti insomma della vita di una comunità. Di fatto ha operato in linea con la sua natura istituzionale e anche con la sua natura organizzativa, no? Per sviluppare questo ed essere attore di questo secondo welfare, ha messo a disposizione intanto tutta la sua articolazione territoriale per rendere le soluzioni individuate più capillari possibili, lo dicevo prima, di fatto è presente in tutto il territorio nazionale, in quasi tutte le province. E per far sì che queste soluzioni potessero arrivare ai suoi micro e piccoli imprenditori associati che lavorano, operano e vivono in quegli stessi territori e comunità. L'articolazione di Confartigianato, questo è importante sottolinearlo, è costituita già da prima insomma, di far nascere questo tipo di progetto da una rete di qualificate risorse e competenze professionali che sicuramente sono già sperimentate nella loro capacità di collaborazione continuativa anche con le pubbliche amministrazioni, con le fondazioni, con i soggetti del terzo settore, del mondo non profit, anche del mondo profit,
e sicuramente hanno sempre collaborato mirando alla realizzazione di iniziative locali che potessero dare in generale risposte a delle questioni sociali. Quindi non è qualcosa di così nuovo, è nel DNA di fatto di Confartigianato. Comunque la riprova di questa attenzione per il benessere delle comunità locali è data anche da quelle che sono le strutture che la Confederazione ha saputo sviluppare nel tempo per rispondere a queste esigenze emergenti in diversi momenti della vita delle persone. Con il patronato in APA, con il sistema del CAF di Confartigianato, con l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati ANAP e anche con l'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive ANCOS. Quindi già con dei soggetti che si sono interessati alla vita e al benessere delle persone. Anche perché è sempre stata, è ancora all'interno delle strategie di Confartigianato naturalmente, la convinzione che lo sviluppo locale è strategico se vogliamo far sopravvivere e far star bene le comunità locali, partendo naturalmente dalle imprese. E in questo senso la Federazione Confartigianato ha colto subito le opportunità offerte dalle innovazioni legislative del 2016 e ha cercato in questo modo anche di rinnovare il suo ruolo di attore sociale, anche per continuare a far fronte alla crisi del 2008, che comunque aveva inciso parecchio anche sulle imprese artigiane. Diciamo che questo agire di attore sociale appunto è stato utilizzato per far fronte a quella crisi, ma si è ripetuto, no? Anche in questa situazione di crisi pandemica, dove comunque Confartigianato ha cercato di colmare anche la perdita dei servizi che erano necessari ai suoi associati, che sono state causate sicuramente dalla riduzione dei fondi pubblici, per esempio all'epoca ai patronati previste dalla legge di stabilità del 2015, a un certo punto dopo il 2008 c'è stata questa forte riduzione dei fondi pubblici. Nonostante questo, e quindi la possibilità di perdere dei servizi, Confartigianato ha cercato di intervenire e continuare a dare risposta, continuare a dare servizi agli associati, alle persone come imprenditori e come persone. Ecco. Diciamo che grazie alla consolidata esperienza nei territori, a questa presenza capillare all'interno delle singole comunità, l'impegno che ha profuso Confartigianato nel secondo welfare ha consentito a Confartigianato stesso di ritornare ad essere un fattore proattivo di sviluppo all'interno delle comunità e anzi è riuscito in questo modo anche a valorizzare il suo, possiamo dire, consolidato patrimonio di interpretazione e di mediazione delle istanze socio-economico locali. Grandissime sfide, come l'ho fatto? Allora, l'ha fatto con un progetto che era stato denominato Nuovo Sociale, per sottolineare anche questo desiderio di innovazione nel dare risposte, anche nel dare servizi. E questo progetto ha preso atto di fatto dai cambiamenti indotti dalla globalizzazione, ha cercato di individuare una prassi alternativa a quella che fino a quel momento era stata seguita anche dalla stessa Confartigianato e ha cercato di rispondere alla domanda di assistenza con un'offerta di servizi su misura rispetto ai bisogni che era andato ad ascoltare. Quindi, anziché, possiamo dire, assistere a un processo di acquisizione e la fruizione di servizi standard disponibili, si è posto in termini anche di ragionare come poter dare risposte nuove a nuovi bisogni e quindi creazione anche di nuovi servizi. È un progetto che sicuramente si pone in termini di discontinuità col modo di intendere e anche con la prassi di fare assistenza fino a quel momento prevalente, no? Ha voluto questo progetto deliberatamente individuare e sviluppare servizi capaci di rispondere in maniera integrata ai nuovi bisogni delle persone, partendo dall'ascolto e dalla relazione. Ecco, anche il tema della relazione mi preme molto sottolineare, che parte dall'ascolto e crea una possibilità di instaurare fiducia tra le parti. Coltivare la relazione è qualcosa a cui si è dedicato questo progetto di Nuovo Sociale e quindi ha integrato di fatto i servizi già tradizionali di assistenza che prima citavo attraverso i soggetti e gli organismi che erano già attivi fin dall'inizio della vita di Confartigianato,
ha integrato questi servizi con nuovi servizi che permettessero intanto un canale per costruire delle relazioni vere, no? Delle relazioni capaci di generare valore e non più un risultato in sé, ecco, che magari è più difficile da stabilizzare. A fine 2014 un nucleo di associazioni territoriali, 3 federazioni regionali, sostenute dalla sede nazionale del patronato INAPA, dall'ANAP e da Confartigianato Imprese, ha iniziato un ulteriore percorso comune di riflessione su come rivitalizzare il ruolo di attore sociale di questa organizzazione e anche per rilanciare la produttività dei diversi sistemi locali. Di fatto, in questa riflessione, quello che si è colto è che l'ambito del welfare poteva essere lo spazio più idoneo, sia per rilanciare le produttività dei diversi sistemi locali, sia anche per innescare un processo di riposizionamento strategico dell'organizzazione attraverso appunto il potenziamento di quel ruolo di attore sociale. Questo perché? Perché l'ambito del welfare ben si prestava e ben si presta ad attivare e finalizzare anche idonei processi di costruzione di risposte concrete alle esigenze di supporto di imprenditori, di persone e di famiglie in materia di provvidenze sociali. Sono tutte risposte da sviluppare su misura ed è quello su cui si è impegnato, no? Su misura e in risposta alle trasformazioni in atto. Sono tutte risposte da costruire attraverso soluzioni di sistema ed economie di scala che possano valorizzare le peculiarità locali. Dai lavori di questo progetto nuovo sociale, di fatto poi sono scaturiti 3 obiettivi programmatici interessanti. Uno, il primo, quello di fornire interventi di welfare innovativo su misura dei bisogni dei beneficiari. 2, come obiettivo programmatico, si è cercato di favorire la realizzazione di progetti di welfare territoriale, di welfare di comunità, collaborando con gli attori locali alla progettazione e alla realizzazione di infrastrutture anche di servizi, che potessero fornire o servire meglio, diciamo, da cerniera tra il settore pubblico e il privato. 3, ma non ultimo, diciamo, contribuire alla diffusione della cultura di forme di welfare generativo nelle comunità locali italiane. Qui mi preme anche dire che la definizione e la strutturazione operativa delle nuove competenze richieste da questi obiettivi programmatici indicati da questo progetto ha coinvolto fin dall'inizio 250 persone, di più provenienti da più di 40 associazioni territoriali e federazioni regionali. Perché lo dico? Per sottolineare la vicinanza al territorio e l'ascolto, come si è data voce ai territori, partendo naturalmente da quelle che sono le persone che lavorano lì, che hanno le relazioni con le aziende, con le persone, con gli imprenditori. E per quasi 2 anni, anche questo è un dato importante, a partire da gennaio 2016, si sono confrontate tutte queste persone, queste associazioni, sugli ambiti strategici da affrontare. Hanno deciso quali fossero i temi prioritari e i processi operativi da implementare a livello sistemico. E di fatto poi nel 2017 questi obiettivi programmatici sono stati estesi di questo progetto nuovo sociale a tutto il sistema Confartigianato. Questo anche perché sicuramente c'è stata una spinta importante dalle innovazioni introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi del TUIR con la legge di stabilità 2016, sicuramente questa è stata un'ulteriore spinta. E questi interventi normativi centrati sulla cosiddetta leva fiscale agevolata a favore delle imprese che si avvalgono del welfare per i loro dipendenti è sicuramente stata, come posso dire, supportata da questo intervento normativo. L'impostazione data da questo progetto e il fatto che poi anche i successivi interventi normativi abbiano confermato la stessa, hanno permesso anche di estendere l'ambito di applicabilità. Quindi, anche se resa fiscalmente conveniente per le imprese dalla normativa l'offerta dei servizi di welfare da parte delle imprese ai propri dipendenti, comunque ha richiesto una cultura, una conoscenza delle competenze e degli strumenti specifici.
Quindi Confartigianato, cercando di essere fedele al suo mandato, no? Di aiutare nel lavoro i piccoli e medi imprenditori suoi associati, sicuramente con uno sguardo rivolto, come dicevo anche prima, all'innovazione sociale e anche alla possibilità dell'apertura di nuovi spazi di azione imprenditoriale e politica, ha cercato di esplorare quali potessero essere spazi e modalità con cui l'erogazione di questi servizi di welfare potesse meglio, possiamo dire, anche esaltare il suo tratto distintivo nell'azione. Sicuramente servizi è una parola che è venuta fuori tanto ed è la parola che un po' abbiamo scelto come parola che vi rappresentava, no? Perché abbiamo visto tanta concretezza in questa progettualità. Antonella, rispetto a servizi come vi sentite? Vi sentite rappresentati? Perché? Allora, intanto sono servizi, aggiungo, alla persona, no? Quindi il forte focus è sulla persona, come dicevo, sull'ascolto, sulla relazione che si va a creare all'interno di questi contesti territoriali. E ci sentiamo rappresentati dalla parola servizi perché l'impresa, quindi il progetto Nuovo Sociale, è sfociato poi nel 2018 con la costituzione di questa impresa sociale che doveva essere proprio il tramite, il veicolo per costituire questi servizi sartoriali su misura per rispondere ai bisogni di imprese e di persone. Quindi sì, ci sentiamo di poter dire che è una parola che ci rappresenta perché abbiamo concretizzato e dato vita appunto a delle risposte in termini di servizi alle imprese e alle persone, ma diciamo alle persone e alle imprese perché le imprese sono comunque costituite da persone. Siamo riusciti in questi anni, nonostante la pandemia poi ci abbia colto proprio sul nascere, a continuare nella sfida e a far crescere e far nascere e crescere i servizi nel senso che vi ho raccontato sino ad oggi e quindi possiamo dire che sì, effettivamente ci sentiamo di poter dire che la parola servizi ci rappresenta. Questa impresa sociale è un'impresa di servizi che nei territori poi si caratterizza con servizi, se vogliamo, anche diversi, nella particolarità che, ad esempio, qui posso anche introdurre questo aspetto, la società lavora nel welfare, nel settore welfare, sia welfare aziendale che welfare alla persona. E quindi abbiamo cercato di costituire dei punti di orientamento, degli sportelli, se vogliamo, di orientamento e di risposta, sempre in termini appunto di servizi, per dare concretezza al pensiero, alle riflessioni che avevamo fatto e che poi naturalmente devono essere messe a terra, devono servire alle persone e alle imprese. In questo senso direi sì, che possiamo essere, c'è ancora moltissimo da fare, però siamo riusciti a concretizzare, magari in alcuni territori di più, in altri di meno, perché le particolarità territoriali incidono moltissimo, anche i tipi di necessità, di bisogni incidono sul tipo di servizio che poi puoi mettere a disposizione delle persone, naturalmente, risottolineo, facendo attenzione a quello che è l'ascolto dei bisogni di quelle persone in quel territorio e anche a far nascere una relazione di fiducia con queste persone, con questi territori, che permette poi di meglio delineare il profilo di questi servizi che si vogliono mettere a disposizione. Certo, e una relazione, quella di cui parli, a più livelli, quindi una relazione tra i soggetti giuridici, una relazione tra i soggetti fisici, le persone, e una relazione tra soggetti fisici e soggetti giuridici. Sì, di fatto è una modalità di quindi far crescere delle reti tra soggetti diversi e che sfociano solitamente in alleanze. Quello che possiamo sottolineare è che per dare servizi migliori, visto che la parola chiave è questa, abbiamo cercato di non farlo da soli, tra l'altro, anche perché naturalmente non siamo competenti a dare risposte in tutti gli ambiti dei servizi alle persone, magari alle imprese sì, ma alle persone no, e in questo senso abbiamo scelto dei partner qualificati nei diversi territori, vicini anch'essi al territorio, con i quali abbiamo portato avanti delle alleanze e sono soggetti di mondi diversi
del non profit, del volontariato, del mondo della cultura, del mondo del sociosanitario, anche soggetti profit. Naturalmente la scelta ricade sulla condivisione, la scelta per portare avanti queste alleanze, condivisione di principi e valori, partiamo da lì, e anche magari dalla qualificazione che i soggetti possono avere nel fornire poi i servizi alla persona, rispetto alle quali magari ci basiamo anche su quello che sono gli accreditamenti che sono forniti dalla pubblica amministrazione. Chiarissimo. E l'alleanza, con alleanza chiudiamo questo incontro, perché poi l'alleanza è per sua natura fondata su un patto di fiducia e l'alleanza si differenzia da un partenariato. Il partenariato va per un obiettivo specifico, no? L'alleanza ha continuità nel tempo e nello spazio, ha continuità a livello di sfide, obiettivi e risultati che si rinnovano col tempo sulla base di una relazione e di una cura reciproca. Io la ringrazio davvero tanto e spero e sono certa insomma che ci rincontreremo per parlarne ancora. Grazie. Molto volentieri, ci sono ancora tanti aspetti volendo da poter indagare. Grazie. Grazie.